Tagli di Stato e Regione per 10 milioni e mezzo di euro, maggiori spese per quasi 4 milioni e mezzo e poi l'inesorabile ghigliottina rappresentata dal patto di stabilità. Attorno a questo vincolo ruotano numeri pesanti legati ad un minore trasferimento proveniente da Palermo per 5 milioni di euro e ad una nuova imposizione che arriva da Roma. Sale infatti il tetto del saldo positivo per il 2012 a oltre 5 milioni e mezzo di euro. E se la matematica non è allora un'opinione, il conto è presto fatto. Il comune di Agrigento è sull'orlo del dissesto finanziario, ha un deficit che supera i 20 milioni di euro, una situazione grave illustrata oggi dal sindaco Marco Zambuto. L'imperativo categorico per evitare il default è fare sacrifici, ulteriori sacrifici, ancora sacrifici, a carico di chi? Provate ad indovinare, a carico dei già tanto tartassati contribuenti, tributi alle stelle. Oggi il Consiglio Comunale è chiamato ad adottare misure sicuramente difficili, impopolari, però a mio modo di vedere necessarie, per superare questa fase che da qui al mese di ottobre ci dovrà portare ad approvare il bilancio. Per quanto riguarda l'IMU, lei si era espresso subito quando appunto si è parlato di questo tributo, parlava addirittura di disobbedienza civile, adesso invece aliquote alle stelle. Ma guardi, io questo l'ho sostenuto e lo continuo a sostenere fino in fondo. Oggi però siamo dinanzi a un dato in cui, e questo è emerso solamente nel mese di giugno, nel mese di luglio, che lo Stato ha chiesto al Comune di Agrigento questo tipo di sacrifici. Ora, rispetto a questo tipo di sacrifici, occorre capire che cosa si deve fare. Se assumersi le responsabilità, oppure scappare, oppure lasciare che la barca affondi. E dopo il bastone, stangata inevitabile, dicono da Palazzo dei Giganti, arriva poi la promessa della carota. Ecco il piano allo studio per alleggerire il peso fiscale a carico degli agrigentini. Stiamo lavorando a un piano, da un lato di alienazione degli immobili, dall'altro lato di transazioni, per riuscire nel momento in cui arriveremo a fare le variazioni di bilancio nel mese di novembre, a ridurre l'imposizione fiscale rispetto a quella che chiaramente si presenta nella situazione odierna. Ma di fronte ad un'emergenza finanziaria di queste proporzioni e di fronte ad una richiesta di sacrifici ai cittadini, una domanda nasce spontanea: e i costi della politica? I primi a dover dare l'esempio siamo noi e per quanto mi riguarda sono pronto a farlo fino in fondo, così come ho fatto in questi anni e quindi anche in questa circostanza sono pronto a farlo sulla riduzione ulteriore delle indennità, sul taglio anche drastico delle indennità per quanto riguarda gli amministratori.